Andrea Loddo, un sardo nel Wall Street Journal. Eccezione che fa scuola. Non è frequente che un sardo venga citato nel WS Ilunga, una testata da sempre attenta al mondo finanziario, ma anche capace di cogliere segnali culturali significativi nel panorama internazionale. La scelta di dedicare spazio a Loddo rappresenta una legittimazione mediatica importante e contribuisce ad accendere i riflettori su un modo diverso di fare ricerca e divulgazione. Dal basso, in modo indipendente, eppure con risultati che parlano al mondo. Loddo, nato a Cagliari nel 1976 e cresciuto alla Nusei, ha costruito il proprio percorso fuori dai circuiti accademici tradizionali. Geometra di formazione, ha scelto di seguire la sua passione per la storia e l'archeologia dedicando oltre un decennio alla sperimentazione sul campo. Ricostruzione delle tecniche artigianali nuragiche, riproduzione di bronzetti con la tecnica della cera persa, rievocazioni storiche, mostre, cortometraggi e attività didattiche. Il suo laboratorio permanente è l'associazione CRO sulle tracce di Dan, fondata nel 2011, che funge da centro di ricerca, divulgazione e promozione culturale. È qui che Loddo ha affinato le sue abilità artigianali, trasformando la lavorazione dei metalli in un linguaggio simbolico che parla di identità, memoria, radici. Performance, cinema e turismo culturale. Tra i progetti più noti, la collaborazione con il regista Mauro Aragoni per il corto Nurages Sarenas e il docufilm Radici di bronzo La terra dei sardi, progetto cineculturale archeologico, di cui Loddo è regista, costumista, sceneggiatore, scenografo e ne ha curato la distribuzione. Entrambi sono strumenti visivi che raccontano la Sardegna preistorica con una forza narrativa nuova. Ma anche il lavoro sul campo, in festival e manifestazioni, con spettacoli che attraggono bambini e studiosi, turisti e residenti, restituendo alla storia il suo volto umano e attuale. A Gadoni si trova il giacimento di Fontana Raminosa situato nella Sardegna centrale, circa 8 km dall'abitato del paese. L'importanza della miniera di Fontana Raminosa è legata alla presenza di banchi di rocce scistose impregnate prevalentemente di mineralizzazioni di rame, tra le più ricche scoperte e coltivate in Sardegna e in Europa. Conosciuta probabilmente fin dall'epoca nuragica, il rinvenimento di vari reperti archeologici, in particolare alcuni dischi di porfido generalmente utilizzati in antichità per la frantumazione della materia grezza, attestano che anche gli antichi romani sfruttarono il giacimento. La vera attività di esplorazione e ricerca e, quindi, di produzione industriale della miniera ebbe inizio tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900. Grazie a tutti. Sono Iastrino, vengo dalla Nusei, dal 2011 mi occupo di archeologia sperimentale. Praticamente cerco di riprodurre quello che è il materiale culturale del passato per mezzo degli studi archeologici, dei materiali presenti all'epoca, e quindi vi farò una spiegazione di quelli che sono stati i miei ultimi 15 anni di attività archeosperimentale. È davvero difficile riuscire a parlare con questo casino. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che la Sardegna ha una storia e una cultura veramente unica nel Mediterraneo. Intorno al 1800 a.C. in Sardegna si iniziano ad edificare le torri nuragiche. Quindi stiamo parlando di 4000 anni fa. Queste torri sfioravano i 35 metri di altezza. E all'epoca in Europa non c'era nessun'altra struttura che aveva un'elevazione simile come le torri nuragiche. Andiamo tutti in gruppo prima di abbassare il volume, non lo so, è davvero difficile. Mi viene da parlare. Quindi ci troviamo davanti ai grattacieli preistorici europei. Le strutture più alte dopo i nuraghi, che nascono 500-600 anni prima, sono le piramidi egiziane che tutti conosciamo, che arrivavano a sfiorare i 120 metri.
Il rame arsenicale, come quello presente qui a Gadoni, è un rame molto particolare perché contiene l'arsenico. L'arsenico è un induritore metallico che quindi rendeva questo metallo molto più robusto, molto più solido del classico rame. Ecco perché i sardi dell'epoca del 1800 a.C. utilizzarono questo rame per realizzare le spade più antiche d'Europa. Oltre alle spade e agli armamenti, in Sardegna intorno al 1300-1400 a.C. iniziano a realizzarsi i bronzetti nuragici. Penso che tutti sappiate cosa sono i bronzetti nuragici. Sono delle opere artistiche di grande pregio e complessità. Chi è venuto alla mostra su a vedere le ricostruzioni dei personaggi su manichino, chi è venuto a vedere il banco espositivo, avrà visto un po' di bronzistica realizzata in pubblico, una piccolissima parte di quello che io ho fatto negli ultimi 15 anni. Infatti dispongo di una mostra che mi consente di allestire oltre 500 metri quadri, una mostra che ormai ha fatto il giro della Sardegna, addirittura siamo riusciti ad allestire anche a Napoli al Museo Archeologico Nazionale, che è il santuario dell'archeologia sarda, dell'archeologia italiana, scusate. Ma partiamo subito come avveniva la nascita di un bronzetto. Innanzitutto bisogna avere il bronzo. Per creare il bronzo, che è una lega formata da rame e stagno, ci servono questi due metalli, il rame e lo stagno. Ciao Robby. Allora, quello che vi sto mostrando ora, anzi partiamo da questo, è il minerale originale di Fontana Raminosa di Gadoni, che mi è stato donato dagli amici Walter De Ida e Mauro De Ida. Quindi queste colorazioni blu e verdi mettono in evidenza l'ossido del rame, quindi davano indicazione ai nostri antenati della presenza in queste miniere del rame. Questo minerale, una volta cavato dalla miniera, veniva macinato, quindi veniva frantumato e una volta frantumato veniva effettuata l'estrazione del rame, quindi con procedure di tostatura e riscaldamento del rame. Questo andava inserito all'interno di appositi crogioli. Il crogiolo è il contenitore che contiene il bronzo in fusione. I crogioli erano realizzati o in materiale refrattario o in argilla. Utilizzavano anche una pietra presente nel comune di Orani, che in sardo prende il nome di Predammonte, che non è altro che la pietra del talco. Quindi questi crogioli devono reggere temperature elevatissime, anche perché noi dovremo arrivare a 1200 gradi per poter colare il bronzo e ottenere un oggetto ben riuscito. Quindi una volta che si effettuava l'estrazione del rame, si ottenevano elementi come questo, che io sono riuscito a estrarre dalla cuprite, che è un sistema più rapido di estrazione della calcopirite, e la cuprite è presente anche a Fontana. Il rituale di stagno sfiorava il 12-15%. Questo perché? Perché il 15-12% è il bronzo perfetto, è il bronzo più... si estraeva la cera, questa veniva scolpita a forma e dimensione che si voleva, e quindi io immagino qui come un artista
un pittore, immagino lo scultore, il modellatore della cera, che modellava l'oggetto in base al personaggio che aveva davanti, che gli chiedeva la lavorazione. Quello che vi sto mostrando oggi, in questo momento, è il bronzetto ritrovato a Genoni, che è un portatore d'ascia, probabile un carpentiere nautico o forse un carpentiere civile. Una volta realizzato il modello in cera, questo viene inglobato con un impasto refrattario. Questa è la cera che è ancora dentro l'oggetto. Quindi si fa il modello in cera, si ingloba con un impasto refrattario, dopo un breve tempo di essiccazione il modello è pronto per essere scolato e adesso lo faremo assieme. Allora, come vedete, la cera inizia a sciogliersi, dopo i 50 gradi la cera diventa morbida e chiaramente alla temperatura della fornace ci metterà ben poco a svuotare il guscio all'interno. Quello che poi, la situazione che poi ci andremo a trovare è di un oggetto dove all'interno della cera non è rimasto ben niente, ma la cera è servita a generare il modello interno in negativo con le stesse forme, gli sottopone a calore, l'oggetto si svuota internamente e lascia il negativo identico al modello inizialmente generato. Cera persa, perché poi la cera alla fine si scioglie, evapora all'interno di quel foro chiamato come Gadoni con il rame, con questo carbone che contiene zolfo, e lo zolfo è visibile nelle colorazioni gialle, venature gialle presenti nel carbone. Questo zolfo permette di arrivare a temperature che sfiorano i 2000 gradi. Noi non arriveremo a queste temperature, mentre altro tipo di carbone è la lignite, cioè quella generata, chiaramente controlliamo, devo essere veloce perché altrimenti qua mi brucia le mani. Vedete? La cera non c'è più, il modello è scolato. Attenzione, vedete? È vuoto. Quindi la cera non c'è più, ma è rimasta all'interno il negativo identico al modello inizialmente generato. Perfetto. Allora, quello che dobbiamo fare ora è ridurre lo sbalzo termico. Adesso immaginate, se io dovessi sbalzo termico andrebbe a generare dei vortici interni che non andrebbero a completare l'oggetto. È come dell'acqua che viene buttata su un ferro caldo, salta, ok? Si muove e questo non va bene per il bronzetto. Quindi quello che dobbiamo fare è ridurre il tutto.
sotto, in fase di caricamento il mantice si riempie d'aria e al momento di scendere la pressione interna dell'aria stessa tappa per mezzo del pannetto la valvola, chiamiamola così, la piccola apertura, spingendo aria all'interno di questi condotti, che poi la andranno a riportare all'interno della camera di combustione. Ci sarebbe tantissimo da dire, abbiamo già, vedo tanti volti noti, quindi vi dico già che non è la prima volta che io e Andrea siamo qui a Gadoni a proporre, a presentare la fusione di un bronzetto. Abbiamo già parlato in tantissime occasioni, sia in quell'occasione sia in un convegno ad hoc che c'è stato a Fontanara Minosa, Gadoni, su Fontanara Minosa, sulle tecniche di estrazione antica e sulle tecniche di fusione. Ne abbiamo parlato in un libro dedicato. Oggi non mi sento di volervi rubare tantissimo tempo, vi voglio dare qualche indicazione. Oltre che
Allora, scusate, devo fare da fonditore, tecnico del suono, operaio, tutto. E così. Grazie intanto per l'applauso, grazie mille. Nel frattempo che Alessio, il mio collaboratore, raccoglie i pezzi di bronzo, perché il bronzo può essere fuso molteplici volte, quindi riutilizzato, ed è quello che avveniva in epoca Nuragi, che era il recupero chiaramente del metallo in eccedenza. Quindi vi ho mostrato il minerale di Fontana Minosa di Gadoni, avete visto le colorazioni. Questa, qualcuno prima mi ha chiesto che cos'è, è terra rossa. Non la uso solo per stabilizzare gli oggetti durante il collaggio, ha anche una funzione di compattare sull'oggetto, perché a volte nell'oggetto si creano delle piccole fessurazioni dal quale fuoriesce il metallo, ed essendo fluido come l'acqua allora abbiamo preparato due bronzetti, speriamo che siano usciti entrambi completi. Il primo, che sta girando in pubblico, è un bronzetto che abbiamo riportato con Durnet, acquistandolo all'asta del Christie Museum a Londra, quale fuoriesce il bronzo. Per fortuna è stata contenuta dalla terra rossa, che quindi ha permesso all'oggetto, speriamo, di essere completo, lo andremo a verificare. Il racconto culturale vi abbia arricchito. È la seconda volta che vengo a Gadoni, quindi devo ringraziare il sindaco, devo ringraziare tutta l'amministrazione. Anche questo bronzetto, così vi rendete conto di quello che è successo. La pressione del bronzo ha sfondato lateralmente il guscio, il metallo è uscito, ha avvolto lo stesso guscio esternamente al bronzetto, perché non potevano essere aggiustati o completati in altra maniera, e quindi venivano messi da parte come rotami per essere poi reinseriti all'interno di un crogiolo per dare vita a un nuovo personaggio. Ok, iniziamo con la sgusciatura. L'altro del pubblico sta girando e il cervello... Ah, è qua, è qua. Ma no, ci vuole quel pizzico di brio nell'improvvisazione, di dire se va bene. Bisogna chiedere a Andrea. Chieda lei direttamente dopo. Come finiamo? Tanto c'è un po' di tempo, poi c'è anche la mostra, tutto quanto. Già l'Andrea rimane fino a stasera.
Mi aspetti qua. Se lo goda lei, signore. Questi telefoni non godiamo nulla. La grossa che tiene siamo sempre col telefono in mano e ognuno ce lo fa. Un'apertura sul guscio laterale ha svuotato il metallo che aveva all'interno, quindi è andato male. Però guardate, questo è veramente perfetto. Dietro addirittura si vedono benissimo le spirali della collana tracolla realizzata per generare il lingotto di bronzo dal rame. La percentuale di stagno in meno di quello che si è inserito, perché dopo i 700 gradi lo stagno inizia anche ad evaporare.